siamo qua a Bovolone in attesa del nostro capitano Salvini. Sì, ci siamo lasciati il 22 di maggio con Matteo Salvini con l'auspicio di ritrovarsi al ballottaggio e così è stato. Mi auguro che tra 8 giorni la Lega possa riuscire ad andare ad amministrare il nostro paese di Bovolone. Per quale motivo dovrebbero votarvi? Beh, innanzitutto la nostra idea è quella di effettuare un cambiamento nell'amministrazione, quindi un cambio generazionale, visto che veniamo da circa 20 anni dove il nostro comune è amministrato più o meno dalle medesime persone, dai medesimi gruppi politici. Inoltre è intenzione nostra, con la nostra squadra, con una squadra fatta di persone giovani e nuove anche nell'ambito dell'amministrazione, riuscire ad avere un comune più trasparente, un'amministrazione che riesca ad arrivare direttamente ai cittadini, a dare delle risposte in breve tempo e certe. Grande vittoria Isola Rizza. Abbiamo qui il nostro assessore regionale ai lavori pubblici Elisa De Berti. Una bella soddisfazione, è stata sudata, ma siamo arrivati a vincere anche ad Isola Rizza. Per me sicuramente più che una soddisfazione è un'opportunità per Isola Rizza, perché ci sarà continuità. Questi 7 anni di amministrazione De Berti potranno andare avanti altri 5 anni e sicuramente per Isola Rizza sarà importante questo mandato che Boninsegna ricoprirà. 2 parole per Bovolone invece, che viene qui il nostro capitano Salvini. Assolutamente, anche Bovolone, le elezioni di Bovolone sono importanti per tutto il nostro territorio, perché Bovolone può finalmente tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i comuni della zona, per scelte territoriali importanti che possono andare assolutamente a beneficio dei cittadini. Quindi veramente faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Alessandro Minozzi e a tutta la sua squadra. Salvini a Bovolone per sostenere il candidato sindaco della Lega Nord. Sentiamo il nostro segretario provinciale. È la volata finale di questa campagna elettorale che ha visto protagonista Alessandro Minozzi, il nostro candidato, con tutto il gruppo della Lega Nord. Penso che al primo turno mi ha fatto un risultato straordinario, grazie all'impegno di tutti. Adesso c'è l'ultima settimana che vedrà protagonista appunto Alessandro con tutta la sua squadra, ed oggi verrà Matteo Salvini a sostenere questa volata finale. Avremo poi anche la presenza straordinaria di Luca Zaia in settimana. Questo vuol dire che la Regione Veneto è presente e compatta a sostenere la Lega a Bovolone. Siamo a Bovolone con il senatore Tosato, Paolo. Cosa dà in più la Lega a Bovolone rispetto agli altri candidati? Ma non solo buona amministrazione, ma soprattutto un segnale a Roma, dove dicono che va tutto bene. Nella realtà dei fatti noi stiamo soffrendo, come il resto d'Italia, una situazione difficilissima. Stiamo perdendo tutte le nostre certezze, la certezza del lavoro, la certezza di una pensione dignitosa, di avere al sicuro i nostri risparmi in banca, di essere sicuri nelle nostre abitazioni. E il voto alla Lega significa un forte no all'azione di questo governo e una speranza per il futuro, un futuro fatto da un'iniziativa di Matteo Salvini per riconquistare il governo dell'Italia e dare quelle risposte che sono necessarie per una ripresa economica e per la sicurezza dei nostri territori. Bovolone, Lega Nord al ballottaggio. Perché votare Lega Nord? Con Minozzi abbiamo la garanzia di una lista Lega, una garanzia di un'amministrazione trasparente e corretta, una garanzia di dare una spinta a un paese come Bovolone, che ultimamente non ha goduto di luce propria, ma col sindaco Minozzi sicuramente riuscirà a ripartire, a ripartire in maniera positiva, sentendo dai cittadini quelle che sono le criticità e le necessità e sapendo esaudirle. Dove andiamo? Matteo! Anche abbiamo le ruspe qua dietro,
Allora qui a Bovolone per il ballottaggio, Matteo, cosa dici? Perché votare Lega? Liberare il paese, sicurezza, Lega contro tutti, contro un centrodestra che a volte è complice di Renzi nell'invasione clandestina, quindi c'è solo una possibilità di scegliere la sicurezza e la tranquillità a Bovolone della Lega. Il nostro grande candidato Alessandro Minozzi, a cui va tutto il nostro appoggio. Oggi abbiamo degli ospiti importanti, abbiamo il nostro segretario nazionale Tony D'Alè. Abbiamo il nostro europarlamentare Lorenzo Fontana, grazie Lorenzo di essere qui con noi oggi. Alessandro, un saluto, ti passo la parola, grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti, benvenuti questo pomeriggio qua in piazza a Bovolone. Innanzitutto vorrei ringraziare le forze dell'ordine che ci permettono di fare un'assemblea in maniera ordinata. Grazie. Abbiamo anche un segretario nazionale bravo, coraggioso, che ci rappresenta e a cui passo la parola. Tony D'Alè, grazie. Grazie a voi, grazie della vostra presenza, perché siete qua per appoggiare un vostro candidato, Alessandro, che sicuramente vi garantirà una cosa, la sicurezza del vostro comune. Quindi voi dovete capire, noi siamo la Lega Nord, siamo presenti in forza con Matteo Salvini, siamo in presenza con tutti noi, con i segretari, con il segretario provinciale, a sostenere questa candidatura, ma a sostenere un sindaco che vuole essere dalla vostra parte e difendere il territorio. E votate per voi e lo potete fare domenica mettendo una croce su Alessandro. Non abbiate paura, non fatevi confondervi dalle false sirene. Voi dovete votare per voi stessi, per la vostra gente, per i vostri figli. Una croce su Alessandro, grazie. Bene, ed ora penso che sia giunto il momento di dare la parola a Matteo. Matteo, ti presento, li hai già conosciuti i cittadini di Bovolone il 22 di maggio e ci siamo detti ci ritroveremo per il ballottaggio, infatti è stato così. Quindi a te la parola, grazie. Grazie a voi. Grazie innanzitutto per averci messo la faccia, il coraggio, e quindi siamo a fine primo tempo sullo 0-0 e quindi nell'ultima settimana si gioca tutto. Via per via, negozio per negozio, campanello per campanello. Ma che augurio vi posso fare? Leggo gli striscioni che ci sono fuori dalla chiesa. Opere di misericordia corporale. Numero 1. Ed è questo il programma che chiedo di rispettare ad Alessandro e ai sindaci della Lega. Dar da mangiare agli affamati, giusto, ma quando ci sono tanti affamati un sindaco della Lega prima sceglie la sua gente. Quindi prima... Perché non è possibile che a un invalido lo Stato garantisca 300 euro al mese, a chi sbarca domani mattina lo Stato garantisca 1200 euro al mese. Questa non è generosità. Questa non è generosità. Sopportare pazientemente le persone moleste. Io ho a che fare con Librandi, con Renzi, con la Boldrini, quindi... Noi dobbiamo avere pazienza nei confronti del fratello che sbaglia, della sorella che sbaglia, però da qui a domenica vale il primo delle opere di misericordia spirituale, consigliare i dubbiosi. Quanti ne avete in casa, in negozio, in azienda che per il 19 giugno hanno già scritto campagna, lago, tanto non mi interessa, tanto la politica è una roba sporca, tanto la politica è una roba lontana. Il sindaco è quanto di più vicino tu abbia. Il sindaco è quello che si occupa degli asili nido, delle case di riposo, delle case popolari, della sicurezza.
e in una squadra che fra gli altri ha a occuparsi di sicurezza gli amici dell'indegno ministro degli interni Angelino Alfano, io mi fido veramente poco. Quindi, e soprattutto per tutti coloro che hanno votato per altre liste domenica scorsa, che hanno votato per le liste civiche, che hanno votato a sinistra, che hanno votato i 5 Stelle, c'è una scelta di campo fra due persone, fra chi propone il cambiamento con onestà, con trasparenza, con una squadra nuova, coi piedi per terra, quindi invitate a scegliere, a decidere. Io non sopporto quelli che stanno a casa, quelli che borbottano per 5 anni, qua non va bene niente, qua c'è il casino, qua c'è la buca, qua aumentano le tasse, qua non trovo parcheggio, anche perché un sindaco della Lega a Bovolone è sicuramente importante per voi, però dà un pochino di forza in più a me come Lega per combattere e vincere alcune battaglie a Roma di cui io mi ricordo ogni giorno che il buon Dio manda in terra. Quindi un voto per Alessandro e per la Lega a Bovolone significa darmi un pochino di forza in più, ad esempio, per arrivare a cancellare quell'infamia che è la legge Fornero, che sta rubando anni di vita, di lavoro, di pensione, di speranza, di impegno, di contributi a milioni di italiani, perché solo noi stiamo combattendo da 4 anni quella battaglia. Significa darci una mano per cancellare altri strumenti di tortura fiscale che poi fanno chiudere magari i negozi a Bovolone, attività professionali a Bovolone, e penso a quella follia solo italiana che si chiama studi di settore, che io cancellerei domani mattina, che stanno affamando migliaia di professionisti, di artigiani, di partite IVA, di commercianti. Vi sembrano robe difficili? No, io non la voglio far lunga anche per non disturbare chi sta entrando in chiesa. Una riflessione. Spesso e volentieri invertono il senso delle parole, quindi se voi stasera guardate il TG1 o il TG5, da mesi non sentite più parlare di clandestini. Sono spariti i clandestini, ci sono i profughi, ci sono i migranti. Ebbene, io ribadisco in spirito assolutamente caritatevole e solidale che aprire le porte di casa nostra, di Bovolone come di Milano, alle donne e ai bambini che scappano dalla guerra è un dovere sacrosanto. Ma un conto è accogliere le donne e i bambini che scappano dalla guerra, ma io girando l'Italia da nord a sud, in giro per le città e per i centri di accoglienza, di donne e di bambini ne vedo pochini, vedo un sacco di ventenni belli robusti col cappellino, con le scarpette, col telefonino, con le cuffiette in giro a far casino dalla mattina alla sera. E quindi, come dice lo stesso catechismo, mi sento influenzato dalla vicinanza della Chiesa, ma siccome loro fanno passare noi per cattivi mentre io mi sento una persona normale e di buon senso, andate a verificare sul sito del Vaticano, c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, al passaggio 22-41 che interpreta i comandamenti, c'è la spiegazione di quello che intendiamo noi, che intendo io per accoglienza. E al passo 22-41 del catechismo c'è scritto che accogliere chi scappa e chi ha bisogno è un dovere dei paesi più ricchi e fortunati, è un dovere, ma aggiunge 4 paroline che fanno la differenza, che Alfano e Renzi magari ogni tanto si dimenticano. Accogliere chi ha bisogno è un dovere nei limiti del possibile, e i limiti del possibile in Italia li abbiamo superati già da tempo. Perché io ricordo sottovoce che abbiamo 4 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà e abbiamo 1,5 milioni di bambini che vivono sotto la soglia di povertà. Quindi capisco che faccia più chic aiutare chi abita a 10.000 chilometri di distanza, però io sono convinto che purtroppo anche a Bovolone ci sia gente senza casa, senza lavoro, senza stipendio, senza famiglia, senza futuro, e quindi aiutare tutti, ma aiutare anche la propria comunità a crescere. Quindi in bocca al lupo, perché è stata una scommessa un po' da leghisti, soli contro tutti, a testa alta, con il simbolo, con onestà, con dignità. E io vi dico che non è una scommessa che stiamo vincendo solo a Bovolone, solo in Veneto. Io domani sera vado in comune della una volta rossa Toscana, vado a Cascina, in provincia di Pisa, dove la sinistra vinceva col 70%
e una ragazza che ha scelto di candidarsi con il simbolo della Lega per la prima volta nella storia di quel comune in provincia di Pisa, ha portato la sinistra al ballottaggio e ha portato la Lega Nord al 21% dei voti. Noi non dobbiamo metterci dei limiti, porci dei confini. Le buone idee, la gente per bene, l'onestà e la buona volontà alla fine vanno, alla fine girano. Quindi in bocca al lupo, avete una settimana di tempo per dire che cambiare si può. Quello che sembrava difficile 15 giorni fa quando ci siamo trovati, perché qualcuno mi diceva, non qua, ma qualcuno mi diceva ma cosa vai a fare a Bovolone? La Lega contro tutti, cosa vuoi che faccia? Siamo qua, siete qua, però abbiamo fatto 30, facciamo 31. Andiamo a parlare alle persone che sono rimaste a casa domenica scorsa e poi vedrò di essere garante del fatto che lui e la sua squadra mantenga uno per uno tutti gli impegni presi, perché la differenza fra la Lega e tutti gli altri deve essere che fino a che si tratta di prendere il voto gli altri sorridono, vanno in giro, vi stringono la mano. Quante volantini vi sono arrivati nella casella della posta? Tutta gente che ride. Io non so perché prima del voto ridano tutti. Chiamami, ci sono io, ci penso io, hai problemi. Poi dopo il voto cambiano il numero di telefono, cambiano la mail, cambiano ufficio, cambiano il colore dei capelli, girano dall'altra parte. La differenza, la Lega si fa fatica ma è più bello, la fa il giorno dopo il voto. Meritarsi la fiducia presa, non chiudersi nel palazzo, non chiudersi in comune come hanno fatto anche gli amministratori di Bovolone, spalancare le porte del comune. Il comune di Bovolone deve essere una piazza, mettilo in piazza l'ufficio, mettila in piazza la scrivania, ascoltare. Poi per carità non puoi risolvere tutto, non puoi risolvere i problemi di tutti, però ascoltare è già a metà del lavoro, perché la gente che non ascolta e che se ne frega e se ne ricorda solo in campagna elettorale ha già sbagliato mestiere. Quindi sottovoce, se no poi il parroco mi si arrabbia, io vi dico in bocca al lupo, vi auguro una settimana bella. Ripeto, io domani sarò in Toscana, martedì devo essere nel Lazio, ho annullato gli impegni del Lazio per andare a onorare un grande nostro sindaco Gianluca Buonanno che è morto settimana scorsa, di cui vedremo di portare alto l'onore e il lavoro. Grazie a chi si metterà a disposizione del suo paese perché Bovolone sia una città aperta, generosa, che dia rispetto a chi porta rispetto. Io do rispetto a chiunque come facevano i nostri papà e i nostri nonni, perché qua tutti hanno diritto di poter costruire un loro futuro, a partire dai nostri ragazzi che il governo sta facendo scappare all'estero, però io do rispetto a chi porta rispetto. Una città aperta dove tutti sono i benvenuti, ma si arrivi qua e cominci a dire il crocifisso non mi piace, le campane non mi piacciono, il presepe non ti piace, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Perché qua c'è un modo di vivere, di ragionare, che ci hanno lasciato i nostri nonni e che noi vorremmo lasciare ai nostri nipoti. Grazie, viva la Lega, viva Bovolone, viva la provincia di Verona, grazie al parroco e adesso tutti a messa, via!